Buonasera amici di Sportissimi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la nona giornata del campo di Serie D che vede affrontarsi Palermo Futsal Club e Sparta Palermo. Un derby cittadino tra queste due formazioni che non si sono mai ritrovate l'una contro l'altra in nessun campionato. Nel frattempo vediamo entrare il signore di oggi, si tratta di Tommaso Di Gaetano, però sente sicuramente le voci da parte della squadra di casa con Peppe Calì a caricare i suoi a dovere. Vediamo intanto anche l'altro portiere Alessio Monterdi entrare in campo e con lui anche il resto della formazione in maglia bianca con le spalle rosse. Completo nero invece per il Palermo Futsal Club. Vediamo qui su John sotto la nostra postazione. Poi mister Gentile che oggi lascia il suo cappellino per un ombrello e invece anche Luca Vivarelli, vediamo anche Lorenzo Chinnici, Mattia Mazzone, Gabriele Gennaro e il membro dello staff Andrea Lascari, detto il barone. Anche Francesco Catania che ci saluta facendo un verso di un gatto, chissà che magari non sia un messaggio in codice quello di Francesco Catania, lo scopriremo magari durante la partita. Nel frattempo il direttore di gara ha già dato il pallone a Peppe Calì che se ne è impossessato subito. Vuole toccare anche l'altro portiere Alessio Monteverdi, classe 1998, portiere dall'ottimo passato a calcio a 11, adesso calcio a 5. Vediamo invece Lorenzo Lopez che sta posando la sua felpa in panchina e poi torna con i compagni in maglia numero 3. Non è la prima volta, ricordiamo che queste maglie vengono esibite perché anche nella scorsa partita, l'ultima contro il Real Termini, finita con il risultato di 8-5, si trattava della Coppa Trinacria. Il Palermo Futsal Club ha voluto regalare la visione di queste meravigliose magliette. Questa invece è la prima in campionato, sia chiaramente del 2024, ma anche con queste nuove maglie. Il signor Di Gaetano sta facendo cenno ai ragazzi di entrare in campo ed ecco che infatti fanno il loro ingresso con capitano Massimiliano Rizzotto con la maglia numero 6 e poi il solito Vito Laviura, maglia numero 9, ricordiamo abbandonato l'11, si è preso la casacca con 2 numeri meno. Al momento però, sempre citando il numero 11, 11 gol in campionato. Vediamo qui infatti chi inizierà per primo con il possesso palla, se lo Sparta Palermo o il Palermo Futsal Club. Iniziamo invece con le statistiche perché al momento i rosanero sono al primo posto con 21 punti, 7 su 7, tutte vinte per la squadra di mister Gentile. Vediamo infatti come anche i dati statistici dei gol fatti e subiti siano perfetti, 34 gol fatti, 12 subiti, migliore attacco, migliore difesa, insomma la ciurma di mister Gentile al momento sembra veramente impenetrabile. Per adesso c'è lo Scoglio, l'ultimo del girone di andata perché lo Sparta Palermo è l'ultima formazione da affrontare per il Palermo Futsal Club che però in realtà è già campione d'inverno. È stata in realtà dopo la vittoria contro l'Oratorio San Vincenzo. Nel frattempo il Paticinque anche verso mister Gentile e poi la squadra qui sotto raccolta. Vediamo chi partirà dal primo. Sicuramente la scelta tra i pali è quasi scontata con Peppe Calì che partirà dal primo minuto, poi sicuramente Lorenzo Chinnici potrebbe essere una soluzione come centrale, come laterali potremmo immaginare Catania e Vivarelli o anche su John chiaramente, e poi lì davanti il solito Vito Lafiura. Qui l'abbraccio bellissimo di Lorenzo Chinnici a tutti i compagni, anche Vito Lafiura con Lopez, anche Ninni Scozzari che torna a vestire la maglia rossonero. In realtà ha giocato anche nel match contro il Real Termini, ma torna in campionato con il numero 70. E dunque abbiamo indovinato un po' la formazione perché Vito Lafiura lì davanti, Catania su John, Chinnici e Calì tra i pali. Risotto invece sul punto di battuta e inizia anche la sfida tra Palermo Futsal Club e Sparta Palermo con il primo possesso palla degli ospiti, con questo pallone subito cercato in avanti che stava per essere controllato da parte di Conigliaro, però il rimbalzo non lo ha favorito. Adesso cerchiamo di dirvi anche il quintetto iniziale degli ospiti. Intanto su John dopo 18 secondi cerca subito un'azione offensiva. Su John rientra, c'è Lorenzo Chinnici, non affonda il tackle Rizzotto, poi su John, poi Monteverdi compie subito la prima parata, ottima la risposta del portiere. Intanto Lafiura
cerca, forse chiede un fallo da parte di Rinicella, ma non arrivi. Di Minella, chiedo scusa. Zarcone, arrivato dal San Gregorio Papa, acquisto degli ultimi giorni. Zarcone allarga il gioco per Rizzotto, palla ancora per Zarcone con la punta, e qui è andato veramente vicinissimo al gol, più che mai lo Sparta Palermo, che ha voluto rispondere a quell'occasione capitata sui piedi di Sujon. Però Zarcone qui poteva fare decisamente di più, perché la distanza era veramente favorevole. Sujon lascia il possesso a Chinnici, intanto sbaglia anche il dribbling. Zarcone, Chinnici ancora una volta lotta, sempre molto feroce il suo contrasto. Sujon regala il pallone anche lui. Adesso un momento non favorevole per i rosanero, che ricordiamo non giocano una gara ufficiale da diverso tempo. Sujon, la Fiura, poi la Fiura a caricare i compagni, dice Sujon di svegliarsi. Catania sulla pressione di Conigliaro, che però non lo va a pressare. Chinnici, Sujon, poi Riminella un po' rischia, infatti fallo cumulativo. Si è però rialzato Sujon. Chinnici, Catania sbaglia il tocco, adesso Chinnici, Vito La Fiura, 11 gol in campionato, 1 in Coppa Italia. Sujon cerca il secondo palo, trova Catania, buono qui l'aggancio, anche per lui un grande momento di forma. Poi La Fiura cerca il tiro, viene murato da Rizzotto, poi Sujon la tocca con il braccio, calcio punizione. Dicevamo dunque anche l'ultimo momento di forma per Francesco Catania, per lui 2 gol in campionato, in 5 presenze, anche 4 assist, soprattutto in Coppa Trinacre invece una partita, un gol, 0 assist. Questo il bottino di Francesco Catania, che al momento è stata una new entry degli ultimissimi giorni di mercato per Mister Gentile, però si è veramente imposto molto molto bene, nonostante il suo background fu stato più da calcio a 11. Creminella cerca il passaggio su Rizzotto, palla però che non viene controllata dal capitano. Chinnici per Catania. Cerca e trova l'appoggio di Sujon, lo fronteggia molto bene qui Zarcone, poi Rizzotto quasi a indicare al compagno dove uscire. Chinnici vuole il mancino, trova il buco per Catania, questa era una grande palla, sempre magia di Lorenzo Chinnici. Catania però non è riuscito ad impattare come avrebbe voluto, ci è andato col destro. Poi Zarcone non vuole rischiare, aumenta la pressione del Palermo Futsal Club. Nessun uomo al momento si sta riscaldando per i padroni di casa. Nel frattempo viene chiamato invece un cambio di rimessa, con Chinnici che dice di aver battuto sulla linea. Zarcone, palla centrale, Rizzotto, poi Sujon in anticipo. Chinnici, ultimo tocco di Capitan Rizzotto, che chiede anche l'ultimo tocco da parte del 10, ma non è stato accontentato. Dunque si riparte con Chinnici. C'è largo Sujon. Levati Vito, levati! Allarga il gioco, Catania. Chinnici. Ancora Catania, buona qui il suo aggancio con la suola. Poi Chinnici allarga dalle parti di Sujon, che può puntare al destro. Sujon entra dentro l'area, Sujon calcia! Poi chiede un tocco con il braccio da parte di Conigliaro, non è per il direttore di gara, che indica di battere il calcio d'angolo, ma grande azione di Sujon qui. Poi sarà calcio d'angolo dunque, con Sujon che andrà a battere, non Catania che si allontana e va in mezzo. Palla per liberare La Fiura, la tocca e dà fastidio qui Conigliaro, poi Cali, sempre molto preciso il portiere. Catania dalle parti di Capitan La Fiura, allarga Catania, buono qui l'aggancio, sguscia via, poi punta La Fiura, Catania, ecco Chinnici, La Fiura ci pensa forse un attimo, poi allarga al compagno Chinnici che salta l'uomo, lo siede Chinnici e poi Monteverdi super. Che parata di Alessio Monteverdi, che qui si esalta su quella conclusione, forse anche deviata. Sujon, cercare i compagni, trova però Conigliaro, trova anche in realtà Vito La Fiura, che però non è preciso a controllare questa sfera e dunque rimessa laterale.
Riminella per Zarcone. Su Giannello tallona, infatti dà fastidio. Un attimo all'infinito, mettiamoci in 4. Un attimino, ragionando, ti Su Gian. bene, hai ragione. C'è vicino a lui Chinnici. Vai profondo però, su G. Chinnici. Guarda che... Oh, dai! Vicino a lui la Fiura. Accorcia nel frattempo Catania. Minuto 6 di gioco. 0-0 il risultato. Catania, buona giocata. Poi cerca l'imbucata, ma sbaglia. Palermo Futsal Club che solitamente sblocca le partite all'inizio. Non oggi però. Poi Conigliaro cerca la giocata. Catania chiude molto bene, poi allarga. Forse un po' troppo, cercare la Fiura. Zarcone, sovrapposizione, Rizzotto, salta, l'uomo, poi Catania in anticipo, molto bene. Poi cerca il tiro. Zarcone, quasi una conclusione per volersi allontanare dalla sfera piuttosto che cercare la porta. Corpo un po' troppo lontano dal pallone. Catania. La Fiura. Scambia con Catania, palla di ritorno perfetta di Catania. La Fiora non ci è arrivato, ma che palla! Questa sì che era una grande idea. E Catania di queste idee ne ha avute tante in questa stagione. Chinnici, Catania ha lo spazio per poter sfodere tutta la sua tecnica su John. Cerca il compagno in mezzo, trova la Fiura, sponda, Chinnici, accarezza, pensa, poi calcia con l'ultimo tocco che però favorisce Monteverdi che va subito col suo rilancio, non la prende Chinnici, non la prende nemmeno Conigliaro, palla in rimessa laterale. Invece la tocca Chinnici perché l'ultimo tocco è stato proprio il suo. Dunque rimessa con Zarcone. Riminella cerca l'imbucata, poi cercava anche una deviazione in realtà di Catania che però non è stata trovata e dunque palla direttamente in rimessa dal fondo con Calì che batte rapidamente. Intanto si riscaldano Gennaro e Vivarelli, potrebbero essere i primi due cambi, forse al posto di Catania e la Fiura, potremmo poi ipotizzare così, ma vediamo. Catania, la Fiura, poco spazio per il numero 9 quest'oggi, anche complice chiaramente l'ottima partita dello Sparta Palermo che poi Chinnici su John è 1-2 che non si concretizza, quindi riparte Rizzotto. Buono qui il suo lavoro, Zarcone, poi Catania forse un po' troppo leggero, riesce ad avere la meglio nella fase di rientro. Diciamo non bisogna mai guardare la classifica perché lo Sparta Palermo al momento sta giocando alla pari con il Palermo Futsal Club nonostante i punti siano soltanto 5. Rizzotto intanto, va di ritorno ancora Rizzotto, sempre in mezzo, poi cerca la porta, Cali chiude su Conigliaro, ma che pericolo. Sono ben 16 punti di differenza tra queste due formazioni, ma al momento per come sono partiti i ragazzi ospiti quasi non si notano. Poi mister Gentile chiama a gran voce la Fiura a coprire meglio la posizione e qui sbaglia invece il calcio d'angolo con Rinicella, Zarcone, esce Chinnici verso il centro del campo, poi sbaglia il tocco, qui anche buona la pressione da parte di Lorenzo Chinnici che induce il suo avversario a sbagliare, poi il signor Di Gaetano dice a Catania di andare qualche metro indietro. La Fiura, c'è spazio per Sujon, buono qui il suo aggancio, poi il taglio di Chinnici stava per arrivare, è stato fermato all'ultimo, poi Chinnici riconquista dopo il tocco di Conigliaro, la Fiura allarga, Catania può rientrare, vediamo cosa fa Catania, ancora Catania, salta tutti, Catania lascia lì per Chinnici, la botta potentissima ancora Chinnici su John e non si capiscono i due. Troppo altruismo forse qui per il Palermo Futsal Club che poteva decisamente fare di più. Fuori Zarcone, dentro con la mano numero 9 Simone Di Cara, fuori anche Ciccio Catania, dentro Luca Vivarelli che con quella maglia, la maglia numero 7, la scorsa giornata è stato uno dei migliori in campo, 2 gol, un assist. Chiaramente stiamo parlando della Coppa Trinacria che in campionato al momento non sono numeri saltanti quelli per Luca Vivarelli, al momento 8 gol, 8 partite, chiedo scusa, 2 gol e 2 assist. In realtà neanche numeri pessimi, però per un giocatore come Luca Vivarelli forse sono un po' pochini. Su John, scarica su Chinnici,
sovrapposizione su John allo spazio, cerca la porta diagonale che però non impensierisce Monteverdi, palla in rimessa dal fondo. Anzi no, calcio d'angolo, c'è stata una deviazione, non ci eravamo in realtà nemmeno accorti. La Fiura, Chinnici, buono qui l'aggancio, va sul sinistro, potrebbe esplodere con il tiro ma non lo fa. Vivarelli ci prova lui e Monteverdi blocca. Palla lunga di testa, cerca Conigliaro, ma palla direttamente su Calì. Intanto dentro anche Gennaro, fuori Vito La Fiora. 11 minuti dura la partita di La Fiora che è un po' arrabbiato. Vivarelli, Chinnici per Vivarelli, palla di ritorno, è stato raddoppiato, poi Riminella la tira in campo ma solo per qualche istante perché poi termina fuori e dunque rimessa per i rosanero con Vivarelli che si appoggia a dito da Sujon. Gennaro, Sujon fermato da Rizzotto. Chinnici, Vivarelli può puntare destro-sinistro, imprendibile, poi viene fermato da Rizzotto. Rimicella alza la palla quel poco che basta per farla passare. Rizzotto può cercare la porta, poi Calì sul primo palo, chiude benissimo, ha fatto una finta qui Calì di andare prima verso il centro, poi invece si è staccato nuovamente sul primo. Rizzotto ha cercato infatti quel tipo di conclusione, ma ha trovato il portiere rosanero. In conclusione, parte di Di Cara con Calì che si lamenta abbastanza, dice di contare i secondi meglio e anche poi palla in movimento su John, intanto capovolgimento di Fante Gennaro e qui se l'è divorata Gennaro, ma ancora che palla di su John. Mister Gentile qui rimprovera i suoi forse per un po' la lentezza nel ricominciare, intanto va giù. Andato giù qui Rimicella, nel frattempo si alza dalla panchina anche Lorenzo Lopez, probabilmente potremmo vederlo entrare forse al posto di Chinnici o magari al posto di Sujon con Chinnici spostato sul lato di sinistra, una soluzione che Mister Gentile ha provato anche diverse volte con il doppio centrale, anche con buoni frutti. Sujon apre per Chinnici, accarezza Chinnici, Vivarelli apre benissimo per Sujon, poi Gennaro! Perfetta l'occasione! Ed esulta anche Sujon! Assist meraviglioso e 1-0 Gabriele Gennaro dopo 13 minuti. Un'azione insistita da parte dei rosanero che hanno fatto un'occasione, qui hanno provato questa azione in maniera continuata senza sprecare mai il possesso. Vivarelli aveva aperto molto bene su Sujon che poi ha regalato una palla così a Gennaro che ha bucato un perfetto fino a questo momento Monteverdi. Di Cara, tornato da Rimicella, palla dietro. C'è stato anche un altro ingresso con Zangara che ha preso il posto di Conigliaro, se non abbiamo visto male, che Rizzotto è ancora in campo. Sujon, Chinnici, palla su Vivarelli che può puntare, vuole il sinistro, cerca la porta, Monteverdi però blocca e poi qui si infuria con i suoi compagni, voleva ripartire subito il portiere classe 98, compagni però non erano d'accordissimi. Rizzotto, Capitan Rizzotto, Di Cara, palla di ritorno e poi il palo, salva il rosanero con Calì che però la tocca con la tibia. Sto sempre di 1-0, ma che rischio. Sujon allarga il gioco molto bene, Vivarelli salta, lo muove sul secondo palo, la tocca però all'ultimo un difensore, poi Gennaro lotta e ringhia sul pallone, poi Di Cara il dribbling su Chinnici che non riesce, Sujon in mezzo a due, Sujon va giù, calcio di punizione, qui tanta astuzia da parte dell'otto. Calcio di punizione, Lorenzo Chinnici sul punto di battuta, poi Rizzotto allontana la palla, dice che deve venuto un po' più lontano questo pallone, il direttore di gara infatti d'accordo con il capitano dello Sparta Palermo. Poi Chinnici cerca un miglior posizionamento per i compagni con Sujon che
si trova al centro, mentre Vivarelli lo vediamo largo sull'auto di destra, invece sulla sinistra c'è Gabriele Gennaro, autore del gol al momento dell'1-0. Chinnici, uno schema per Vivarelli che calcia in porta, blocca ancora Monteverdi. Palla centrale su John, anticipa molto bene il suo avversario, poi scivola da dietro, prova a Rivicella. Chinnici con tranquillità, anche complice l'aiuto dei suoi compagni, la rigioca. Vivarelli su John, questa è l'ultima azione per il numero 8, poi lascerà il terreno di gioco a Lopez. Un cambio che avevamo effettivamente anche preannunciato. Gennaro. Chinnici. Vivarelli su John. Palla ancora in mezzo per il numero 7 che cerca il mancino, poi va giù. Qui di cara un po' ingenuo in realtà, perché era abbastanza defilato Luca Vivarelli. Poi su John va a prendersi questa palla, quindi il cambio è congelato al momento, con il Lopez che continua il suo riscaldamento. Un po' di avanzate laterali, poi viene caricato anche da fuori. Se non abbiamo sentito male, dovrebbe essere stata la voce di Manfredi Pazzaia, vicepresidente di questa formazione. C'è caricato Lorenzo Lopez, prossimo ad entrare. Su Gianni sul punto di battuta, vicino a lui Gennaro, ma anche Chinnici col suo sinistro da lì potrebbe cercare la porta. Vivarelli invece sul palo. Su John per Chinnici che calcia e Monteverdi compie un'altra grande parata, poi colpisce il palo, ma sembrerebbe essere tutto ok per il portiere. Aiutata la Gabriele. Su John per Vivarelli che va giù, ma tutto ok, si continua, poi la finta di Zangara, su John arpiona la palla, poi Rimicella, su John si è fermato, rimessa laterale con Vivarelli, poi su John però signor Di Gaetano dice qualcosa proprio al numero 8, forse di anche qui Calia chiamare il direttore di gara, chiedere di rimproverare forse i compagni dopo e pensare piuttosto alla giocata. Su John Vivarelli cerca il compagno in mezzo, ma deviazione di Rimicella, calcio d'angolo. Bloccaglielo Gabri. Su John batte questo calcio d'angolo, si stacca Chinnici, palla alta, Chinnici aveva anche impattato molto bene qui, poi rischia un poco con su John e la palla va su Gennaro che può appoggiarsi, lo fa adesso su Chinnici, su John il taglio di Gennaro, vuole il sinistro ed era molto precisa questa palla, ma è stato fermato da un difensore. Con queste conclusioni su John è sempre molto pericoloso, poi Zangara e poi Chinnici. Vivarelli c'è ancora molto largo su John, la riceve adesso che però non la controlla. Questo è pronto anche il cambio fuori su John, dentro Lorenzo Lopez. Poi chiama anche il time out la squadra ospite. Dunque piccolo momento di break, risultato di 1-0 per chi si fosse sintetizzato in questo istante. Decide il gol di Gabriele Gennaro che non smette più di segnare. Per lui infatti è la quinta partita in maglia rosanero, la quarta in campionato. Fino a questo momento soltanto una rete durante la fase del girone B, invece 3 gol in Coppa Trinacria. Dunque sta cercando di sbloccarsi anche in campionato. Gennaro lo sta facendo decisamente molto molto bene. Intanto vi regaliamo queste immagini con il mister Gentile a colloquio con i suoi. Per questo ha cambiato. Vediamo se ci sarà qualche cambio, ma presumiamo di no. Per questo la partita. Si ritorna in campo dunque dopo questo piccolo momento di break con il pallone direttamente allo Sparta Palermo che viene controllato da Conigliaro, rientrato in campo. Questo momento di pausa, poi sbaglia invece il controllo, anche qui un giocatore ne è entrato, si trattava di Davide Rizzotto
che prende il posto dell'altro Rizzotto lì davanti. Poi Rimicella e Di Cara completano invece il quintetto con chiaramente sempre Monteverdi, che dovrebbe essere l'unico portiere in distinta. Gennaro allarga, Vivarelli esce bene dalla pressione, carica al sinistro e poi Monteverdi respinge però su Gennaro, sinistro di Gennaro, alza troppo. Questa era una grande occasione, ma che parata ancora una volta Alessio Monteverdi, che si sta superando quest'oggi. Conigliaro, aggancio di Di Cara che rischia tanto sulla pressione di Gennaro, che fa un grande lavoro di fisico qui, sempre molto utile Gennaro che fa tutto solo. Gennaro va sul destro, Gennaro! Che cosa ha inventato Gabriele Gennaro? 2-0 fa tutto solo e lo fa benissimo. Qui soltanto applausi per Gabriele Gennaro, che prima riconquista palla, poi salta tutti e con il destro un bolide. Doppietta per l'attaccante che al momento parte come riserva di Vito La Fiora, ma è più che una riserva. Gabriele Gennaro lo sa molto bene, mister Gentile. Rizzotto va giù, si continua, Chinnici. Adesso è un 4 contro 1, Vivarelli cerca il secondo palo, invece poi la porta. Qui forse se avesse servito Lopez probabilmente avremmo commentato anche il terzo gol di questa partita, ma Vivarelli ha cercato la porta. Anche mister Gentile infatti precisa ai suoi componenti della panchina che questo non era un passaggio ma un tiro di Vivarelli. Tanto anche Leto sta per entrare probabilmente al posto di Chinnici, vediamo se sarà questo il cambio, forse al posto di Vivarelli, con Chinnici che resterà in campo ormai quasi tutti i minuti per lui in campo, quasi come ogni partita. Vivarelli cerca l'imbucata, sbaglia il tocco, sempre Vivarelli allarga, Gennaro cerca il mancino, non è preciso come il destro. In panchina c'è anche Nini Scozzari che però ancora non si sta riscaldando. Se ci sarà spazio per lui, intanto Leto è pronto. Vediamo il posto di chi, se al posto di Vivarelli. Tanto Lopez non lo fa girare. Però è Lopez il laterale, dunque non Chinnici. Rizzotto allarga il gioco dalle parti di Di Cara. Conigliaro, palla perfetta per il compagno, poi Cali esce benissimo e fa subito ripartire Lorenzo Chinnici, palla in cassaforte. Lopez, Chinnici allarga il gioco molto bene, allo spazio, può calciare, invece cerca di ragionare verso Lopez, questa volta sbagliata però da parte del 10, che poi si fa passare il pallone sotto le gambe, chiaramente tanta fortuna, poi Rimicella ubriaca di finte, ma poi conclude male. Gennaro intanto, tacco, Chinnici è un 4 contro 3, Lorenzo Chinnici allarga per Lopez, pallone troppo indietro, riesce comunque a controllare il numero 3, poi Vivarelli apparecchia Lopez col sinistro, Chinnici, c'è Gennaro largo, non lo serve però lo fa adesso. Poi chiama il cambio Gennaro con Vito La Fiora che rientra in campo e poi la Fiora, grazie, Vivarelli, questo mancino improvviso come sempre molto estetico. Luca Vivarelli, calcio d'angolo, è stata ancora una grande parata di Alessio Monteverdi che sicuramente è tra i migliori in campo di questa partita. Portiere che ricordiamo arriva dal calcio a 11, però credo che ormai si sia abituato anche abbastanza perché è una prestazione di livello. Gennaro si gira molto bene, ancora Gennaro casca giù, calcio di punizione, ma che partita di Gabriele Gennaro. Chiede il cambio anche Lorenzo Chinnici che forse per la prima volta in stagione è anche un po' stanco. Dentro Alessio Leto, dunque Lopez si schiera centrale con Leto e Vivarelli sulle fasce e Gennaro lì davanti, però la Fiora è pronta a entrare. Vediamo se ci sarà spazio anche per Scozzari che insieme a Corona non è ancora entrato in campo. Vediamo se mister Gentile gli regalerà qualche minuto al numero 70 e al numero 88. Tanto chiama la distanza anche il direttore commerciale Filippo Alario che come sempre segue la squadra. Va Vivarelli, sempre Monteverdi con i pugni a respingere, grande parata ma ancora una volta grande conclusione di Vivarelli che ha un po' un conto in sospeso con questo portiere perché
ne ha prese già diverse. Minuto 25, mancano 5 minuti, anzi 4:30 per essere più precisi, ma chiaramente c'è qualcosina da recuperare per il time out. Rizzotto, Conigliaro, il dribbling non passa, lo ferma benissimo Chiletto, poi Vivarelli, dopo il tocco di Gennaro. Ha chiesto il cambio Gennaro, allarga il gioco per il Leto, brutto controllo da parte del numero 11. Fuori Gennaro, dentro Vito La Fiora. Esce dopo una doppietta Gennaro, che partita! Questo è il tuo Luno, questo è di Vito, questo è di Vito. Ale, hai capito? Entra te. Rizzotto, Conigliaro viene fermato da Leto, sempre molto preciso in fase difensiva, forse un po' impreciso in quella offensiva, ma dal punto di vista della difesa sempre molto attento a chiudere, soprattutto quando pressa in avanti. Il giocatore è molto bravo da questo punto di vista. Va Rizzotto, deviazione, e stavano quasi per beffare anche Calais. C'è stata però una deviazione da parte di Leto con il giocatore che ha cercato infatti di indicare proprio questo tocco. Rizzotto, conclusione, Vivarelli la devia, ancora palla in corner, sempre sul punto di battuta Conigliaro, va corto, Di Cara, sbaglia il controllo, poi Leto, sbaglia anche lui il passaggio con l'esterno, Lopez, Vivarelli, ritmi adesso un po' più bassi rispetto a quelli precedenti. Leto cerca una palla di ritorno, Monteverde saggiamente lascia scorrere il pallone e dunque rimessa dal fondo. Nel frattempo sta per rientrare su John al posto probabilmente di Luca Vivarelli, sarà questo il cambio, anche perché Leto è entrato da pochi minuti, quindi un po' difficile ipotizzare una sua uscita. Ha saltato La Fiora, poi Lopez in anticipo, rischiando tanto. Poi si è fatto anche male, ha preso un colpo da Lopez. I due si sono sicuramente scontrati. Rizzotto carica il destro, si appoggia, poi sbaglia il tocco, La Fiora con la testa, Vivarelli mette una pezza, allontana e poi Mista Gentile chiama il cambio con Vivarelli che lascerà il terreno di gioco a Sujon, che ha realizzato un grande assist. Rizzotto cerca un tocco centrale direttamente però dalle parti di Cali. Lopez, Vivarelli, la sterzata del set. Leto, bucata centrale, Vivarelli per Lopez, le finte, ancora parecchia, Vivarelli qui non si è sentito di calciare con il destro, poi Leto ci pensa, calcio in porta, trova la deviazione però di Rizzotto, poi rimane giù Di Marzo. Poi Conigliaro, brutto qui il suo aggancio, minuto 29, mancano soltanto 40 secondi alla fine del primo tempo, ma qualcosina da recuperare ci sarà, forse è un minuto, quindi manca veramente pochissimo. Sujon, Lopez allarga, Leto, c'è La Fiora libero fuori, buona qui il controllo, La Fiora aspettava l'arrivo di Rizzotto, poi viene fermato dal numero 11 che serve invece il compagno Di Cara. Conigliaro, palla centrale su John di prima, molto bene La Fiora, il tunnel su Di Cara, poi si continua ancora La Fiora, si complica un po' troppo la vita, qui poteva probabilmente attaccare la porta. Intanto Di Cara chiama un minuto di recupero, dunque al minuto 31 terminerà questa partita, abbiamo anche indovinato. Sujon va fuori, Lopez, La Fiora carica e calcia e poi Monteverdi dopo la deviazione, perfetto, poi si rialza, ha preso un controtempo Di Marzo, buona giocata, poi Sujon,
palla in rimessa laterale, 30 secondi al termine del primo tempo, con Leto che batte col tacco, molto lezioso qui. Lopez su Giovanni, infatti Calì rimprovera i suoi compagni. La Fiura con il destro prova ad incrociare, prova ad aprire con il suo destro, ma palla fuori. E con questa azione, con i 10 secondi di anticipo, termina anche il primo tempo, risultato di 2-0 per il Palermo Futsal Club, che va quindi all'intervallo sopra. Noi vi ricordiamo sempre di seguire qui sul canale di Sportissimi il secondo tempo in esclusiva della sfida tra Palermo Futsal Club e Sparta Palermo. A dopo. Un risultato pesante, però fa parte del gioco del calcio, i ragazzi devono crescere in fretta, abbiamo incontrato una grande squadra, c'è poco da dire, i ragazzi non si sono fatti trovare pronti, ma ripeto, questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario, un percorso straordinario, perciò non posso che essere soddisfatto. È normale, la sconfitta pesa, dobbiamo subito digerirla, non sarà facile digerirla perché comunque loro sono abituati a giocarsela diversamente, però fa parte del gioco, capitano queste giornate no, oggi è stata una giornata no, anche le molte assenze hanno inciso, ma ripeto, il gruppo è forte e coeso, deve continuare a lavorare, pazienza. Qui siamo tutti dopo lavoristi, perciò già hanno dovuto prendere giorni di lavoro, è stata una spesa importante per la società, però l'abbiamo vissuta serenamente, come anche un premio per il campionato che stiamo facendo, perciò niente, che devo dire, dobbiamo subito rimetterci al lavoro e pensare a condonare questo brutto risultato e pensare alla prossima. Il progetto nostro è la salvezza, siamo lì terzi, è ovvio che siamo lì, balliamo. Però ci sono corazzate importanti come Piana degli Albanesi, come Vittoria del nostro girone, Avola, insomma sono squadre attrezzate per vincere, di conseguenza noi siamo lì, è normale che giochiamo sempre, scendiamo in campo per giocarci la partita, per imporre il nostro gioco, delle volte ci riesce, delle volte un po' meno, però ce la giocheremo insomma fino alla fine, alla fine dell'anno tiriamo le linee. Ottime impressioni, tanti nuovi compagni con cui non avevo mai giocato e tanti invece vecchi amici che vengo a ritrovare con tantissimo piacere. Adesso invece parliamo un po' della partita, perché in un primo tempo forse non ottimale della tua squadra, un risultato di 0-3, poi però il tuo gol ha riaperto la gara. Ti chiedo quindi quanto è stato importante fare quel gol in quel momento e poi di commentarcelo. Sì, ti posso dire intanto che è stata una bellissima partita. Sapevamo che era un'ottima squadra, anche perché abbiamo chiuso il girone di andata in 4 come stesso punteggio, però per differenza reti diciamo che siamo noi sopra, però sapevamo la forza del Marsala e sapevamo che veniva a fare una grandissima partita, anche perché i punti parlano chiari. Poi pronti via subito 1-2, 3-0, però siamo stati bravi a riprenderla e a essere soprattutto poi lucidi all'inizio del secondo tempo e a credere nelle nostre potenzialità. Nel secondo tempo cosa è successo? Perché è stata una squadra decisamente differente, negli spogliatoi forse tu, ma anche qualche altra figura di esperienza, avete detto qualcosa in particolare o frutto del caso? No, queste cose non vengono mai frutto del caso. Io penso che quando tu prepari le partite in settimana e vedi gli elementi che tu c'hai in squadra, basta semplicemente trovare quella scintilla, quel gol del 3-1 per far capire, di far tornare la calma e riprendere la partita in mano, perché sapevamo che anche se sono un'ottima squadra noi lo siamo anche ancora di più. Adesso questa è stata la 12ª giornata del campionato di Serie C2, ti chiedo, ci sono 3 squadre a quota 28, Figarazzi, Merlo e appunto lo Iato, invece Città di Marsala rimane a quota 25. Credi che magari questa squadra con questa sconfitta possa anche un po' allontanarsi dalle altre 3 oppure no? Allora ti dico di no, perché secondo me è una squadra che oggi viene qui e impone il suo gioco e si porta sul 3-0, però poi ovviamente grazie alla nostra bravura la ribaltiamo, non può mollare un campionato alla 12ª, anzi credo che poi in casa farà il suo dovere
e magari farà dei punti che la rimetteranno sicuramente in gioco, perché dico 3 punti sono una gara, niente di che. Poi quando ne hai altre 3 di sopra che si devono incontrare e inciampa qualcuno, ovviamente speriamo non noi, anche perché ci siamo ripromessi che saranno delle finali ogni partita. Questa era l'11ª e andremo avanti su questo ritmo fin quando il campo ce lo permette. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima giornata, sfida contro il Città di Bisacquino, una trasferta. Come la preparerete e se conosci chiaramente gli avversari? Allora ti dico che non li conosco personalmente gli avversari, però ovviamente tramite il gruppo chiederemo le informazioni giuste che loro ci hanno giocato, vedremo un po' di studiare questa squadra, sempre perché c'è da migliorare settimana in settimana. Ovviamente noi prepareremo la nostra gara come sempre con massimo rispetto, anche perché abbiamo visto che ieri ha fatto un risultato fuori casa contro l'Aveco, quindi secondo me sono dei ragazzi in fiducia, saranno dentro casa. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo, vediamo subito un cambio perché lì davanti c'è Alessandro Corona. Dunque né la Viura né Gennaro, ma Corona. 2-0 il risultato. Primo tocco di Corona dalle parti di Chinnici. Sujon a completare il quintetto, vediamo infatti Chinnici, Sujon e Catania tra i pali sempre. Cali intanto contropiede lo Sparta Palermo. Conigliaro nel frattempo ha fatto il suo ingresso anche Francesco Tarantino, ma è numero 10 per lui. E intanto aumenta anche la pioggia che terrà compagnia a tutti i calciatori in campo, anche chiaramente coloro che sono sugli spalti. Noi in telecronaca. Chinnici, palla dietro. Di Cara, Rizzotto, Conigliaro. Nel frattempo si riscalda Antonino Scalici, potrebbe essere il prossimo ad entrare. Chinnici fa una buona chiusura ed è rimessa laterale con noi rimane lì a Chinnici, si avvicina a Catania, c'è largo anche su John, ma probabilmente si andrà da Francesco Catania, che infatti riceve il pallone. Su John. Corona. Cerca spazio l'88, Catania. Adesso Lorenzo Chinnici che vuole un compagno, trova Catania di prima, Corona, palla di ritorno ancora per Chinnici che forse pensa alla conclusione, poi si appoggia da su John, apparecchia, Chinnici aggancio, Corona ricercato poi su John col mancino e sempre Monteverde, Chinnici ancora al volo, sfortunatissimo, poi apre per Catania al tacco, sta per fare un gol super qui Francesco Catania. E qui Lorenzo Chinnici per la seconda volta ha provato una volée, ma ha trovato nuovamente l'opposizione da parte della difesa avversaria, che chiude molto bene, una fase difensiva ottima per lo Sparta Palermo, che prima di oggi era comunque la terza peggiore difesa di questo campionato e in realtà sta anche tenendo molto bene contro la formazione che invece ha tolto più gol in questa stagione, con infatti ben 34 gol fatti. Il Palermo Futsal Club è al momento il miglior attacco. Catania. Chinnici cerca il secondo palo, Monteverdi chiude con la tibia, adesso può ripartire, poi Di Cara lo tocca su John e palla però troppo distante e dunque rimessa dal fondo con Cali. Chinnici c'è largo su John, poi invece avanti Catania e Corona. Su John allarga Chinnici, pensa a una conclusione, poi apparecchia per Corona di prima, sbaglia il tocco, poi nasconde la palla a Conigliaro che può autolanciarsi. Conigliaro inseguito da Catania, una buonissima chiusura quel 20.
Sarà calcio d'angolo con Conigliaro che sta per battere velocemente, poi vede un compagno messo meglio, ma non riesce a servirlo. C'era Rizzotto, infatti ben staccato. Catania. Chinnici. Su John. Punta per un attimo Conigliaro, poi torna dietro. Adesso Chinnici. In avanti. Su John. Può provare il tiro con il destro, poi si ferma. Chinnici. Sempre su John. Si inserisce dentro l'area di rigore intanto Catania e poi largo vediamo Corona. Chinnici cerca uno spiraglio, trova su John, poi si inserisce, su John si dimentica il pallone, lo porta verso l'esterno, poi casca giù, si continua, Corona allarga Catania con la punta, Monteverdi sul primo palo, su John era rimasto giù. Rizzotto, tempo aumenta ancora la pioggia, sempre più un fattore di questa partita, scivolata di Lorenzo Chinnici, che qui ha fatto vedere che lui non è soltanto un giocatore molto elegante, ma sa anche sporcarsi i calzettoni quando c'è bisogno. Palla centrale, l'anticipo, Tarantino, poi Chinnici aveva vinto il primo duello, il 10 dello Sparta Palermo, poi però Chinnici è riuscito a recuperare molto bene. Conigliaro, la carezza, poi calcio in porta, doppia deviazione, e poi ancora una volta Conigliaro, Cali super, e poi Conigliaro con rabbia, fa 2-1, la riapre lo Sparta Palermo. Aveva provato il doppio miracolo Calì, ma non è riuscito nel secondo tap-in. Corona sul punto di battuta, per lui pochi palloni toccati in questo suo ingresso, 5 minuti, ma ben poco. Chinnici. Su John. C'è il taglio di Chinnici, su John. Adesso Catania. Su John. Cerca lo spazio, si infila. Chinnici. Solita giocata, poi sbaglia il tocco Chinnici perché non vede il movimento di Catania. L'anticipo Chinnici ancora, un 4 contro 2. Chinnici cerca la porta. Questa volta però poteva alzare la testa Lorenzo Chinnici. Poi Calì anche a suonare la carica dei propri compagni, che al momento stanno testando un ottimo momento. Poi Chinnici col mancino prende male, e questo è un po' un fattore di tutti i secondi tempi del Palermo Futsal Club, perché ogni volta rientrare dall'intervallo non è mai facile e spesso si concede un po' troppo agli avversari. Sparta Palermo è stato molto bravo qui a riaprire. Su John c'è spazio, vuole il sinistro, calcio in porta, Monteverdi blocca come sempre. Rizzotto, che ha indietreggiato di molto la sua posizione, è partito quasi come attaccante, adesso invece lo vediamo in pratica come difensore. Sguscia bene Conigliaro del gol del 2-1. Rizzotto, deviazione, poi Calì mette la mano, sarà calcio d'angolo. Sul punto di battuta vediamo Conigliaro, c'è dietro Di Cara, ma viene servito Rizzotto che prova con questa conclusione d'esterno, non ha fatto male. Poi la tocca Di Cara, Monteverdi qui anche con una giocata di gambe molto rapido. Poi viene anticipato Corona, Chinnici la tocca e poi pronto al cambio Vito La Fiora. Poi Rizzotto cerca un tiro, fuori Corona, dentro La Fiora. Si riscalda nuovamente Luca Vivarelli, potrebbe fare il suo ingresso forse per Catania, vediamo. Tanto la carica anche dagli spalti per il capitano Vito La Fiora, 0 gol oggi. La Fiora su John, apre dalle parti di Chinnici, secondo palo, e poi La Fiora si è divorato questo gol, ma che palla di Lorenzo Chinnici, che come sempre mette palloni molto molto interessanti. Rizzotto apre dalle parti dei compagni con Conigliaro, scarica e poi si inserisce, si incespica un po' sul pallone di Cara, ma riesce comunque
a tenere il possesso, perché l'ultimo tocco è di Sujon. Conigliaro. Rizzotto centrale, poi Calì, miracolo! Salva il Palermo Futsal Club, che qui rischia veramente tantissimo dopo l'imbucata su Conigliaro. Super Calì. Adesso c'è un po' di paura in campo per i padroni di casa, che non stanno giocando una buona gara adesso. Palla di ritorno, la Fiura con il tacco, Sujon cerca di alzare i ritmi. Catania, vede la giocata Catasusiso, Catania smorza troppo con il mancino. Monteverdi blocca senza troppi problemi la ciabattata qui Catania. Rizzotto qui sbaglia il tocco preciso. Dentro Vivarelli, fuori Catania. Questo è il cambio di Mister Gentile, che alterna tanto i due calciatori. Questo il mancino di Vivarelli potrebbe essere letale in questo momento della partita. Vediamo se lo sarà. Chinnici, la Fiura. C'è il taglio di Vivarelli. La Fiura allarga per Sujon. La porta lontano, poi apre per Chinnici e super Monteverdi. Ancora una volta, che parata, le sta prendendo tutte. Chinnici, palla che rimane lì. Si autolancia la Fiura, poi molto bravo. Messa laterale. Rizzotto. Sempre Rizzotto che avanza, vede il taglio dei compagni. In precedenza l'aveva presa anche molto bene con quella imbucata a rasoterra. Adesso invece ha alzato la palla, sbagliato però. Sujon, Vivarelli, allarga, Chinnici. Adesso attacca il Palermo Futsal Club. Con Chinnici scivola l'avversario, poi palla a cercare la Fiura. Dopo l'errore di Sujon per Conigliaro contro Calì. Sujon e poi la parata di Calì. Ci aveva provato Sujon ad arrivare fino all'ultimo, ma non c'era riuscito. Si riparte Sujon. Allarga la Fiura. Guarda la porta, scivolata. Poi è puntuale da parte di Di Cara. Poi sbaglia ancora la Fiura. Chinnici scivolata. Tarantino. Adesso ancora Conigliaro contro Calì. Conigliaro. Secondo palo, Sujon la tocca. E salva tutto, ma che pericolo. Nel frattempo Sujon forse ha sbattuto contro il palo. Ma qui il Palermo Futsal Club sta veramente rischiando e sta scherzando con il fuoco, perché lo Sparta Palermo sta meritando probabilmente anche di pareggiare i conti. Conigliaro 2 volte si è trovato davanti Calì, ma in precedenza il portierone rosanero è stato bravissimo ad intervenire. Nel secondo invece una palla a secondo palo che per fortuna del rosanero si è concretizzata con una rete. Poi Rizzotto alza ancora la palla, Di petto la controlla, Di Cara Sujon duro con la rimessa laterale per il rosanero. Sujon sul punto di battuta trova Lorenzo Chinnici, c'è largo anche Vivarelli. Chinnici sulla posizione di Vivarelli. Arriva adesso, lo serve Vivarelli. Carica il mancino, deviato, rimesso. Chinnici. Vivarelli. Sterzata. Chinnici. Imbucata, la Fiura, ancora una volta il 10. Chi avanza? Lorenzo Chinnici sul sinistro, cerca la porta! Lorenzo Chinnici cala il tris, giocata solitaria e la fa perfetta, braccio con Calì, 3-1 il risultato. Un gol bellissimo di Lorenzo Chinnici che trova la porta sul palo lontano, un po' nulla, nemmeno un super Monteverdi questa volta. Non devi portare là, perché se lo porto là che tu ti fai. Poi Sujon va vicino alla panchina.
E Lorenzo Chinnici è sempre più il leader di questa squadra, sempre più l'uomo immagine di questa formazione. Poi Chinnici ancora una volta a contrastare con Tarantino. Di cara Calì respinge con i piedi, poi Vivarelli, c'è spazio per la Fiura, adesso squadre che sono molto larghe, Vivarelli, l'imbucata per la Fiura, salta la Fiura! E si è divorato anche questa. Capitano La Fiura che è molto, molto arrabbiato. Però deve cercare di stare sempre in partita perché La Fiura è un giocatore che dal nulla può trovare il gol. Lo sa bene mister Gentile, lo sa bene anche lo stesso capitano Rosanero. Pressione. Palla che attraversa tutta la metà campo rosanero, poi Chinnici su Tarantino. La Vivarelli per la Fiura, grande qui il lavoro del capitano rosanero, la Fiura scivolata ancora una volta da parte di Cara. No, non c'è, raga. No, raga, uno che mi aiuta. Fa la Fiura sul punto di battuta, Rizzotto va indietro, così come Di Cara. Vivarelli con mancino, carica, deviazione, palla in calcio d'angolo. Andrà su John a battere, vediamo se ci sarà una giocata per sfoderare il tiro. Tanto Conigliaro è riuscito, ma si continua per Rizzotto che dava un tocco col braccio, ma tutto ok. Rizzotto allarga, Conigliaro. Rizzotto, Vivarelli sfortunato nel rimpallo, Rizzotto apre molto bene dalle parti di Conigliaro, una grande palla questa da parte di Rizzotto che sta giocando una buonissima partita. Poi fuori Conigliaro, dentro Zarcone. Scivolata su John e poi con il rimpallo. Ed è... non è l'ultimo a toccarsi, ma di sì quasi. Chinnici, palla in mezzo, la Fiura in mezzo a due, cerca una sponda, non riesce, Zarcone suola. Molto bene, esterno, poi su John lotta con il suo avversario, poi un rimpallo anche con la Fiura, Tarantino ha la meglio. Zarcone. Palla centrale. Zarcone. Passaggio un po' rischioso. Poi la Fiura. C'è l'inserimento di Sujon. La Fiura lo serve adesso. Sujon. Palla ancora in mezzo per la Fiura che non arriva, è scivolata. Anticipo provvidenziale di Rizzotto. Nel frattempo forse è pronto un cambio, vediamo. Sujon alza la palla per la Fiora che impatta troppo alto. Poi Chinnici qui a caricare il proprio capitano. Amici di mille battaglie, compagni di tante avventure. Poi la Fiora in pressione, quasi non anticipa il suo avversario. Poi la Fiora, grande quel suo recupero. La Fiora guarda la porta, calcia! Incrocia male Vito la Fiora, ma si sta riprendendo. Tanto dentro anche Scalici. Dunque Rizzotto, Zarcone, Scalici e Di Cara. Questo è il quintetto con Monteverdi, chiaramente tre pari. Anticipo di Chinnici, poi Di Cara con il destro. Vivarelli chiude scivolata, calcio d'angolo. Nel frattempo Gennaro e Leto si stanno riscaldando, dunque niente spazio ancora per Scozzari che potrebbe non fare più il suo ingresso, vediamo. E parla ancora sul primo palo, Calè respinge, mettendosi sulle ginocchia e respingendo molto bene. Palla lunga, Rizzotto, carica il destro, nessuna deviazione, invece sì, deviazione, forse di Vivarelli, calcio d'angolo, continua l'assedio dello Sparta Palermo che sta giocando una grande partita, nonostante i punti siano soltanto 5 in realtà, però credo che anche con i nuovi acquisti probabilmente la seconda parte di stagione sarà ben diversa. Zarcone, Rizzotto con la punta e poi Calì ancora una volta ad allontanare, poi Vito la Fiura su John.
manca poco più di 11 minuti al termine del match su John Vivarelli. Attacco, Chinnici ha lo spazio, prova ad imbucare su Vivarelli, chiude tutto però Rizzotto con l'esterno alla via per Scalici, poi la Fiura lo contrasta, lo conclude con la punta, male però, poi Calì sbaglia il rinvio per su John, infatti chiede subito scusa al proprio compagno. Palla centrale, la Fiora la tocca su John, poi Chinnici, su John, si continua, salta anche l'uomo, su John, sul destro, poi calcia, su John! E palla che termina fuori, veramente di pochissimo, esterno della rete, ha quasi dato l'ottica del gol. Poi Zarcone. Qui un ottimo lavoro da parte su John con la Fiora che aveva portato via l'uomo molto bene. È stata anche l'ultima azione di su John, forse della partita, che è rientrato Leto. Mentre sta continuando il riscaldamento Gennaro. Rizzotto, la tocca di cara per ultimo, rimessa laterale Rosanero. Chinnici. La Fiura tiene molto bene botta, poi per Vivarelli che casca giù. Ed è calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, cartellino giallo anche per forse Scalici. Giallo per Scalici. Vivarelli, se fosse rimasto in piedi, avrebbe potuto servire Leto a secondo palo. Nel frattempo sarà calcio di punizione, vediamo chi andrà sul punto di battuta. Probabilmente la Fiura, ma anche Chinnici. I due che hanno un piede molto caldo. Due uomini in barriera chiesti dal portiere Monteverdi. Si allontana Chinnici, largo anche Vivarelli, vicino a lui invece c'è Alessio Letto, quindi ovviamente la Fiora calcerà in porta, vediamo, la Fiora cerca il tiro di precisione, palo però, l'aveva effettivamente trovata questa precisione, ma non è stato fortunato. Poi viene chiamato il time out intanto. Alessio! E adesso forse si gioca col quinto, vediamo. Si gioca forse con il quinto per lo Sparta Palermo che non vuole lasciare nulla al caso, vuole cercare di giocare anche con questa tattica. Siamo a 21, raga. 21. Mancano 9 minuti. Sto scendendo ora da 25. Raga, aspetta. Rizzotto dovrebbe andare a fare l'uomo di movimento e infatti smette la maglietta diversa del portiere, dunque numero 11 ben visibile. E dunque si gioca con il quinto uomo. Mancano 9 minuti, dentro anche Gennaro, fuori Vito La Fiora che lascia il match dopo quel palo. Rimicella rientrato in campo, Rizzotto. E lui quinto uomo. Rimicella, tanto qui Chinnici lo sentite a gran voce dire ai compagni stanno giocando con il quinto, bisogna chiudere 2-2. Rimicella allarga il gioco. Palla di ritorno. Sempre di Rizzotto per Rimicella. Rizzotto che allarga il gioco dalle parti di Conigliano, buono qui il suo aggancio, poi cerca la conclusione, Calì 2 volte, poi Zarcone, sempre Calì rimane giù e poi Zarcone, dove il gol del 2-3, la riapre Zarcone con Calì che è rimasto giù. E ancora giù Peppe Calè, che forse ha preso una botta al volto. E il quinto uomo è sempre un'arma letale per il Palermo Futsal Club perché molto spesso tende a subire qualche gol di troppo con questo schema. Poi anche Calì qui si infuria con il signor Di Gaetano.
basta, non dobbiamo fare niente. E adesso forse è pronto Lorenzo Lopez, vediamo. Vabbè, però un po', Sugli spalti caricano invece Lorenzo Chinnici, che si prende questo pallone e la responsabilità di giocarlo. Largo Vivarelli. Era molto aperta ancora a tutti i risultati. Vivarelli sbaglia il tocco sul Leto. Poi fuori Monteverdi, dentro ancora Rizzotto, si gioca sempre con il quinto. Rimicella lo spazio centrale, cerca la conclusione, Murato, poi Vivarelli cerca di tallonare il suo avversario, poi Conigliaro non ci arriva. Palla in rimessa laterale qui, Rimicella se avesse trovato la porta dal lì sarebbe stati anche forse guai per Chinnici. Buona qui la sua giocata, c'è Vivarelli largo, va sul sinistro, salta ancora l'uomo, calcio di punizione. Fallo su Di Marzo, fallo di Marzo, si chiedo scusa. Chinnici, Vivarelli. Leto chiama il pallone ma non viene servito. Chinnici, poi si allarga Leto, si infila invece Vivarelli, palla su Gennaro che vuole il destro del secondo palo, poi Leto non ci arriva perché è stato anticipato benissimo dal suo avversario. Poi Monteverdi subito per Rimicella e poi chiamato il quinto uomo. Rimicella Calì la conclusione, ci pensa, allarga, palla sul secondo palo, Calì ancora respinge, poi Vivarelli non getta via la palla, Vivarelli cerca la porta, Vivarelli! E non trova la porta veramente per questione di centimetri, ci ha provato come contenere al termine. Nel caso però trova il gol, il piccolo Rosanello. Lui tripletta la scorsa partita, non 2 gol, come detto invece erroneamente. Nel primo tempo. Chinnici lotta, va giù. Fallo di Di Marzo, ma si continua. Tutto ok per Vittorio Canarivi. C'ella ancora Vivarelli, perfetto. Poi Gennaro si allarga, Gennaro ancora, va tutto solo con la velocità, Gennaro è velocissimo. Gennaro ancora, Gennaro, va tutto solo, Gennaro. Casca giù Gennaro. Si continua. 23, poi Vivarelli, calcio in porta. Però forse c'è qualcosa da rivedere qui. Con Gennaro che chiama il direttore di gara e diceva di aver subito almeno 2 falli. Sicuramente non c'era un calcio di rigore, ma c'era forse calcio di punizione prima. Poi Rimicella si chiarisce con... Adesso la fascia di gravità è andata a Rimicella, non a Rizzotto, che non vediamo più. Sarà calcio d'angolo. Vittorio di gara qui indica il corner. Il Letto sul punto di battuta, vediamo, non ci sarà nessun cambio sul giorno, è pronto ad entrare in realtà per gli ultimi minuti, forse per tenere anche qualche pallone, guadagnare qualche calcio di punizione che male sicuramente non fa. Letto batte il calcio d'angolo, Vivarelli, pressione di Rimicella, cerca e ottiene Chinnici, poi l'ultimo tocco è di Di Marzo. Palla dietro, ancora Vivarelli, l'ultimo uomo al momento, allo spazio, Luca Vivarelli, mi sente sul suo sinistro. Allarga qui Leto di tacco, poi Gennaro la tiene in campo, deviazione, rimessa laterale. Grande lavoro di Gennaro che anche in precedenza ha creato un'occasione impressionante da solo, in velocità. Giocatore molto fisico, ma c'ha anche una grande velocità. Minuto 57 di gioco, intanto sta per entrare anche su John, forse per Leto. Gennaro, palla di ritorno sbagliata, poi in avanti, prova ad autolanciarsi, Chinnici. Mette sempre una pezza, mette sempre la solita pezza Lorenzo Chinnici. Palla in mezzo, Di Marzo col tacco, poi Calì. Se l'è chiamata su Gennaro che era pronto comunque a difendere. Vivarelli in mezzo a 2, si ferma, palla fuori. Errore da parte di Luca Vivarelli. Conigliaro si continua con il quinto uomo, Conigliaro con sinistro e poi Calì e le urla da parte di Peppe Calì che carica la sua squadra, che qua veramente sta rischiando tantissimo. Intanto Di Marzo si ferma, entra Scalici adesso, Rimicella, palla fuori.
Cali, Leto la controlla con l'addome, Leto ancora palla in mezzo per Gennaro, sprecano un 2 contro 2. Questa è decisamente la gara più tirata per il Palermo Futsal Club di questo campionato ed è l'ultima del girone di andata, ricordiamo. Poi la prossima è contro il No Camp Capaci, sempre qui al Tocia, sempre qui sui canali di Sportissimi. Rizzotto, Coniglia, carica al sinistro, Vivarelli la tocca, poi Gennaro allarga per Leto che poi cerca la porta, Leto, il palo! Non riesce nemmeno così il Palermo Futsal Club a trovare il poker. Leto sbaglia a porta vuota. Rivicella, manca un minuto. Rizzotto. Poi la tocca a Vivarelli, lo contrasta, grande lavoro, poi Gennaro. Fallo. Fallo di Rizzotto. Poi cartellino giallo forse per anzi rosso per Mister Gentile. Cartellino rosso per Mister Gentile che lascia anzitempo la squadra. Ma che cazzo fa? Vivarelli intanto abbastanza dolorante. Nel frattempo è rientrato su John al posto di Leto probabilmente. Vediamo anche la Fiora pronta a subentrare forse per Gennaro, ma alla prossima Gennaro lascerà il terreno di gioco per la Fiora. Mancano 2 minuti, se abbiamo sentito bene le indicazioni da parte del direttore di gara su John. Gennaro cerca un dribbling ma sbaglia tutto. Conigliaro, buono qui il lavoro, Chinnici in anticipo, poi Vivarelli con il fisico su John, grande qui il lavoro, poi apre dalle parti di Gennaro, un 2 contro 1, Gennaro ancora, Gennaro viene chiuso da Conigliaro, poi Chinnici si infuria tantissimo ma riesce comunque a tenere il pallone in campo. Chinnici ancora, vuole il suo sinistro, rientra, nasconde la palla, c'è Vivarelli, si appoggia. Vivarelli, tutto solo, Vivarelli ancora, Vivarelli casca giù, calcio di rigore per il Palermo Futsal Club, la può chiudere Luca Vivarelli. Poi Gennaro e Chinnici molto arrabbiati e Calì infatti vuole subito mettere una pezza, dal dischetto va su John. Qui tutta la carica di Peppe Calì che non è il capitano, ma oggi sta veramente facendo il capitano Calì. Dal dischetto va su John, non vedo la Fiora. E tra i pali invece torna Monteverdi, chiaramente. Lui che è un pararigore, ha 11 ne ha parati veramente tanti. Vediamo se conferma la sua tradizione. Va su John, e lui il rigorista. Vediamo se la sua precisione sarà letale contro Alessio Monteverdi. C'è Rivicelli sicuramente molto vicino, forse un po' troppo. Ammoniscilo! Ci aspettavo dal dischetto in realtà Luca Vivarelli, ma in realtà è andato su John. Calcio! Su John! Trova il poker! Centrale di potenza, 4-2. E questa è veramente la partita più importante di quest'anno. Una bomba con su John che ha calciato senza precisione ma con soltanto la potenza in corpo. Rivicella, poi sbaglia il controllo Zarcone, ma va bene così, finisce la partita, 4-2 il risultato, vince ancora il Palermo Futsal Club, fa 8/8 e sale a quota 24. Una vittoria importantissima per gli uomini di Mister Gentile, che però ha lasciato il campo. Poi il saluto da parte di Alessio Monteverdi, sicuramente uno dei più importanti di questa partita, una gara da incorniciare per il portiere. E se il Palermo Futsal Club ha segnato soltanto 4 gol, grande merito va dato sicuramente alle portiere. Rimangono invece in panchina Mattia Mazzone e Ninni Scozzari, che non hanno fatto il loro ingresso in campo, ma hanno dato manforte oggi. Tanto qui Mister Gentile a colloco con Gennaro, 2 gol per lui. Ma nel frattempo noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia, come sempre, qui da Marco Genduto di Sportissimi Sud. È tutto, vi ringrazio e alla prossima.